Ciao, oggi sono qui per parlarvi della nuova uscita di Anastasia Beverly Hills con una palette in collaborazione. Queste sono le classiche palette rettangolari, questa è la collaborazione con Carly Bieber. Questa è non sono, cioè, se ci passate, vedendola dal sito pensavo che ci fossero queste perline sopra. Invece passandoci con il dito si sente veramente poco qualcosa di rilievo, se no sono, come vedete, è piatta la confezione, non ha queste perline sopra. E la stessa cosa è per il pack proprio vero e proprio della palette. Come vedete ci sono, ma non sono paillettes brilluccichi messi sopra. Vabbè, la palette vera e propria è fatta così, la si apre, c'è la solita cartina di protezione, un pennello che adesso tolgo per non fare movimenti bruschi che mi cada. Vi dico che l'ho utilizzato per fare questo trucco, per cui mi trovo bene con questi pennellini di queste palette. C'è da una parte lo sfumino e da una parte un pennellino più piatto. Allora, la palette è composta così, qui c'è uno specchio e queste sono le colorazioni di questa palette. Ci sono dei colori, intanto c'è un panna che per me è molto utile perché riesco ad utilizzarlo benissimo sulla mia carnagione, infatti se lo notate è la colorazione più usata. Ci sono gli opachi, questo è opaco, questo pure, questo pure, questo pure e anche questo. Gli altri sono shimmer e questo ha una texture un po' più da glitter, diciamo, perché io ho provato a metterlo con il pennello, ci si riesce, però è un po' faticoso ad avere proprio veramente una base colore. Con il dito, diciamo, si riesce un po' meglio, però come adesso non penso di riuscirvi a farvelo vedere, è pieno di bisluccichi, che infatti su questo trucco l'ho messo qui al centro ed è molto carino tutti con questi diamantini bisluccichi al suo interno. Le colorazioni mi piacciono molto. Adesso vi faccio passare una foto con gli swatch. Ok, dopo avervi fatto passare la foto con gli swatch, facciamo due chiacchiere allora di questa palette. Come tutte le altre palette, io la trovo fatta bene, come pigmentazione e colorazione si sfuma benissimo, per cui io la trovo fatta bene. Sapete che adesso, se seguite il sito di Sephora, queste palette sono aumentate di €1 perché io l'ho pagata, cioè le altre le ho pagate €49, mentre adesso costano €50 ed è un aumento un po' in generale che ha fatto Sephora su queste palette. E i colori sono tutti belli, come vi dicevo anche prima. A parte, come vi avevo detto, la particolarità di questo, ma anche questo qui è molto particolare. Io ho provato a fare un trucco con questo, mettendoci davanti, mi sembra, questi colori più chiari, e ha dato tipo un make-up da sirena, diciamo, perché ho provato a mettere sulla parte finale anche un colore shimmer e vi devo dire che non è niente male, almeno sul mio occhio. Poi ho fatto giusto qui la linguetta tipo eyeliner con un colore più scuro, però utilizzando anche gli shimmer come colorazioni qui alla fine non è niente male, mi sta piacendo anche per questo uso, perché di solito di base metto qui alla fine sempre un colore opaco, però con questa palette mi è venuto il pallino di utilizzare anche queste colorazioni sulla parte finale, e visto che sul mio incarnato, dopo dipenderà anche dall'incarnato o cosa, però su di me me le sono viste bene. Io posso soltanto dirvi che anche questa palette è fatta bene, e come colorazione vi ho detto che mi piacciono, sono colori un po', vorrei dire quasi primaverili,
un po' di idea mi dà, però sì, sono belli da utilizzare, bellissimo, insomma sono tutti delle ottime colorazioni e sono tutti fatti bene. Anche per questa uscita Anastasia Beverly Hills non ne ha sbagliato una. E ok, io adesso vi lascio a come ho realizzato questo make up, che è semplicissimo. Ho voluto proporvi un trucco quasi semplice che mi ha ispirato così, diciamo, e vi lascio al video tutorial. Iniziamo a fare un po' di base, per cui, beh, io qui ho già messo il primer occhi e inizio con questo colore chiaro, che è l'unico colore panna della palette, che si chiama Bear. E iniziamo a prendere questo. Come vedete ci ho già fatto anche un bel solco. Sbatto l'eccesso e inizio a mettere questo colore qui sopra. E questo colore messo, puliamo sulla spugnetta qui di Sephora il pennellino, penso alla piega, sempre con lo stesso pennello che è quello che si trova dentro la confezione qui della palette, che c'è anche il suo pennello, dalla parte sempre del sfumino, prendo Sibel, questo qui, e lo metto sulla piega. Sulla piega di solito mi piace metterci due, ma qui dovrei di qua un attimo sfumare un attimo di più, giusto per togliere questa sensazione di macchia di colore. E comunque, prendendo un pennellino più di precisione per fare le sfumature, questo è il 231 di Zoeva, prendo la colorazione Chai, questa qui, e lo metto un po' più, non proprio al centro, cioè diciamo sì, dai, quasi al centro, la metto qui. Lo so che poi con il discorso del mio occhio che ha la palpebra cadente, tutte queste sfumature che ci faccio spariscono, però mi piace farle, per cui se ho tempo e riesco le faccio. Proprio qui dare questo senso di sfumatura così. Se non avessi la palpebra cadente riuscirei a farle vedere. Poi adesso pensiamo alla palpebra mobile. Riprendo il pennellino che c'è nella palette e prendo il colore Libra, che sarebbe questo qui. È un bronzo un po' particolare, cioè
di colori, non so, cioè sono belli tutti, però questo bronzo mi ha un po' ispirato e l'altro giorno ho fatto un trucco, mi è piaciuto e ho deciso in questo video tutorial di proporvi questo video tutorial recensione e lo metto qui alla fine. Porto anche più verso il centro in modo di poi qua andare meglio a fare la sfumatura col colore chiaro che ci metto all'inizio. Ed ecco ho fatto l'angolino, diciamo qui l'angolino esterno. Poi come punto luce qui al centro ci metto bolli, questo qui. È un trucco semplice, diciamo, non ha colori sparaflescianti, però mi è piaciuto il risultato, visto che in questo periodo di palette colorati, colori caldi, ce ne sono a valanga, ho deciso di utilizzare questi colori che per me sul mio incarnato sembrano quasi neutri, però mi piace l'effetto che dà. Eccoci qui, allora per me trucco semplice, potrei lasciare anche così, però c'è un colore che voglio mettere con il dito, col pennello sì e anche no, è la OA, mi sembra che si chiami questo qui, che beh, adesso la telecamera forse non lo inquadrerà mai, ma vedete, beh, forse riesco a farvi capire, vedete quanti glitter colorati ci sono all'interno, e volevo metterlo al centro giusto per dare un po' di pop a questo colore, a questo make up. Cerco di sfumare un po' la situation. Fa quell'effetto di sbrilluccichio che non mi dispiace molto. Riprendo il pennello con il colore che avevo messo qui davanti, giusto per aiutarmi a fare un po' di sfumatura. Ed ecco più o meno fatta. Adesso metto il mascara, il rossetto e poi vi faccio vedere il trucco completo. Eccomi tornata. Allora, sulle labbra ho messo il rossetto, quello che mi piace di più del kit qui, sempre di Anastasia Beverly Hills, che sarebbe il terzo, che si chiama Omute. E questo, come mascara ho messo il Big, questo qui di Lancome, e questo è il make up semplice che ho voluto proporvi. Come colorazioni qui ne avete a volontà, però io ho deciso di proporvi questo make up. Ok, io adesso vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!